A Giovinazzo arriva la capolista Benevento, un banco di prova per i pugliesi, un test per i campani in un campo storicamente insidioso. Dal Pala Panzini un buon pomeriggio da Gianluca Valente. Lo stesso argentino alla battuta. Arriva Divanei, pallone sotto porta di Difonso. Non riesce il tap-in. Renoldi. Addala tra le linee, Divanei anticipa Caruso. Marolla su Renoldi, Marolla! E poi con la mano sinistra stoppa il pallone. Montefalcone, tratto anche il Barlettani in maglia numero 18 all'interno di questa attesissima partita. Tanche lotta con Rafinha, perde palla, Zonta, chiuso da Divanei, ancora Zonta, ancora Divanei. Zonta, Salas, Montefalcone. Alleggerisce per Luquinhas, che di testa al minuto numero 6:02. Porta il Benevento avanti 1-0. Stesso Difonso alla battuta del corner, movimento di Fanfulla, all'indietro però il pallone per Piscitelli con il piattone, Renoldi e poi Bernardo Difonso fa esplodere il Pala Panzini per l'1-1 del Giovinazzo al minuto numero 9:17. De Crescenzo si accomoda in panchina dopo aver preso il 5 di mister Scarpitti. Caruso, Abdala, supera Difonso, Abdala! Un soffio vicino al nuovo vantaggio il Benevento. E adesso va a battere il calcio d'angolo. Velo di Difonso, ma favorisce la ripartenza del Benevento. Rafinha, Rafinha! Di Capua in calcio d'angolo. Difonso. Divanei, Marolla. Su di lui Caruso, perde palla. Caruso! Ed è determinante Di Capua. Cutrinielli. Caruso, Salas in avanti per Rosato, il tentativo deviato in calcio d'angolo da un attentissimo Di Capua, pallone velenoso. Cutrinielli sul punto di battuta, fischio del direttore di gara. Cutrinielli apre per Divanei, palla in mezzo per Tanche, tutto solo, si divora il vantaggio. Rimessa laterale già battuta da Salas, arriva Zonta, ancora Di Capua. Zonta, Luquinhas raddoppiati in maniera positiva, agganciato, Luquinhas è già ammonito, deve stare anche attento. Cutrinielli dalla distanza, scalda le mani a Montefalcone. Palla in mezzo, allontana Di Benedetto, prova a ripartire Fanfulla, Fanfulla, ancora Fanfulla, Fanfulla! Cost to cost di Flavio Fanfulla! Vantaggio defender Giovinazzo da parte del suo bomber in maglia numero 9. Rafinha, Renoldi, in profondità, De Crescenzo recupera il pallone, bello lo scarico per Rafinha, centralmente apertura, Abdala attraversa, De Crescenzo fuori, che azione del Benevento. Rafinha per Renoldi, all'indietro, Rafinha stoppato da Piscitelli, intervento determinante del capitano. Rafinha, Montefalcone, determinante in azione in occasione del gol. La puntata, il palo. Tanche recupera il pallone su Salas. Salas fa altrettanto su Difonso, ancora Tanche, sbaglia tutto. Caruso piazza il pallone, questa volta non sbaglia, gli arriva il gol del 2-2. Agganciato Fanfulla, tutto regolare secondo i direttori di gara. Divanei ferma Caruso, anche qui tutto regolare. Di Benedetto fuori, vicino al nuovo vantaggio il Giovinazzo. Serve Caruso, sale la pressione di Cutrinielli. Rafinha, traversa di Fanfulla la rete. Incredibile, incredibile. Cos'è successo? Al Pala Panzini, proteste di Montefalcone, non so per quale motivo, ma Fanfulla fa doppietta e Giovinazzo nuovamente avanti 3-2 a 39 secondi dall'intervallo. Divanei, Di Capua, pressione di Caruso su di lui, pallone che termina in rete, stiro Di Capua, va ad esuttare sotto il settore della vecchia guardia, curva nord, mettendo dentro la rete del 4-2. Per quello che ho visto non c'è stata la pressione, attenzione, Caruso trattenuto da Cutrinielli, calcio di rigore per il Benevento. Umberto Caruso tra le gambe di Stiro Di Capua,
mette dentro il 4-3. Abdala a battere il corner questa volta. Zonta di prima intenzione, ancora Abdala di testa, determinante di Benedetto che esulta come se avesse fatto gol. Palla in mezzo, Caruso sotto porta, la mette dentro. Umberto Caruso va ad esultare verso la propria panchina, tripletta per lui, 4-4. Centralmente per Renoldi, qualche difficoltà nel controllo, ma riesce bene, crea la superiorità numerica di Salas che scheggia la traversa esterna e pallone non crea altri pericoli al Giovinazzo. Tante sbavature in questa fase finale del match. Di Fonso recupera il pallone, Di Fonso vola Montefalcone in calcio d'angolo. Divanei perde palo in favore di Abdala, ancora ci mette una pezza Cutrinelli tra due avversari, passa Fanfulla, lo scarico, Cutrinelli con la spalla, Montefalcone, miracoloso intervento. Divanei alleggerisce in avanti, Fanfulla di testa, ma non c'è più tempo. Il Giovinazzo ferma il cammino dalla capolista Benevento, impattando per 4-4 al Palapanzini.